Il maltempo, con raffiche di vento a 115 km/h dello scorso 18 agosto, ha creato gravi danni su tutta la costa veneta e anche a Venezia. È stato perciò dichiarato lo stato di emergenza da parte della Regione Veneto. Per la predisposizione della relazione tecnica necessaria all'eventuale richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, si rende però necessaria una ricognizione prima stima dei danni subiti. Per questo motivo i privati e le attività produttive potranno segnalare i danni riportati compilando una scheda scaricabile dal sito della Protezione Civile Comunale. Cafarsetti ha reso noto che le domande dovranno essere inviate entro il 1 settembre via PEC. Tra i settori più colpiti ci sono sicuramente gli stabilimenti balneari che ora attendono risposte e chiedono risarcimenti. Lo scorso 17 agosto gli eventi calamitosi che si sono abbattuti sulla costa veneta hanno danneggiato in maniera importante decine e decine di stabilimenti balneari, di campeggi, di chioschi attrezzati lungo tutte e 10 le spiagge del Veneto. I balneari del Veneto hanno reagito in maniera pronta, ripristinando subito lo stato di servizio, mettendo in ordine le spiagge, mettendole in sicurezza e rendendo fruibili gli stabilimenti nell'arco di poche ore. Adesso però ci aspettiamo che ci vengano riconosciuti i danni causati da questi eventi calamitosi. Dal canto suo, il Comune di Venezia ha ricordato che verranno prese in esame solo le domande corredate da tutta la documentazione richiesta e questa prima mappatura rappresenta solo un iniziale censimento dei danni subiti. Confidiamo che presto possano essere messe a disposizione delle aziende che hanno subito dei danni ingenti delle somme per ristorarle in una stagione già molto difficile e condizionata dal caro energie che ha aumentato in maniera considerevole i costi dell'energia elettrica per tutti gli esercenti balneari della costa veneta.